Neres a destra, dai, così 10 minuti, però solo 10 minuti. Dai amici bellini, ne avevo parlato estensivamente penso durante la live, no? Tutti i cambi, le cose, le emergenze, vai. Bravo Miguel, il primo sotto la lente di ingrandimento. Com'è bella la maglia di Meret, Danilo. Aspettiamo. Come l'anno scorso, appena Pavlovic tocca il pallone, Anghissà va. Marianuccio! Maronnami no. Vabbè. Vabbè. Sale Meghe, 2 minuti? Marianucci stava seguendo Pulisic, poi quasi, ma niente. E sull'arrivo poi di Gutierrez, io lo capisco che Miguel va a chiudere al centro, però devi sentirlo. Vabbè, però non la diamo a loro in continuazione, però. Così se andiamo nel panico no. Bravo Elun. Bravo Juan Jesus. Ma virano un po' se alla fine è lui che deve. Bravo Gutierrez, la tenevi, dai, sveglia. Bravo Politano, mettila bene. Morbido. Eccolo Gutierrez. Piglia. Scrivo dopo. McTominay. Dai, meglio. Piglia, bravo Politano. Però un poco meglio. Marianucci, vai, fatto bene. Schiffi, non cominciamo, Posso fare un apprezzamento per Pulisic, che sulla scivolata di Marianucci avrebbe potuto rotolare per mesi e mesi, magari prendersi un giallo per Marianucci, eccetera, eccetera. Invece ha voluto continuare perché far gol è più importante. Un applauso a Pulisic. Vai De Bruyne che da quella zona tu c'hai il cross interessante. Mannaggia. No, vai giù. Pavlovic perde la palla da solo e noi ne approfittiamo. Lesi, aiuto. Maron. Vai, lo devi puntare, Stupignano, lo devi puntare sempre. Vai Scott in aria. Bravo Anghissà. Oh, niente. Anghissà, ma che fai No, così no, dai. Bravo Lobo. Dai Gutierrez, dai, punta. Bravo, provaci. 40 passaggi all'indietro, provaci. Ecco. No. Vai De Bruyne. Buonino. Schiffi, sei lento a fischiare, Anche quando vedi bene. Thank you. Uè, fallo su Di Lorenzo, dai. Non ce lo fanno mica rivedere. Fallo, solo un fallo al limite dell'area. Ha fatto il primo tiro di esterno. Calma. Vai Gutierrez. E però voglio, com'è possibile? Com'è possibile Fofana su lista? Mamma mia, meno male che era Fofana. Quasi Marianucci, quasi. Pigli. No, era in fuorigioco, devi stare attento. Anghissà, ma se ci stai andando su Pavlovic, ci devi andare fino in fondo. Vabbè, troppo male. Che mosciaria, Anghissà, su Pavlovic, ci fai fare quello che vuoi. Quello che voleva. State pensando anche voi, no? Lang, Neres, cioè, per forza. per avere qualcosa che possa smuovere a questo punto. Enez, la devi smetterti di metterti la mano in faccia se non sei stato nemmeno toccato. Oh, rigore da morire qua. Fammi capire, lo aggrediscono pure, fammi capire. Dai, McTominay la controlla e quello gli dà un calcio sulla coscia. Boom. E più alza le mani Tomori per dire non ho fatto niente, più si sente in colpa. Non scherziamo, Chiffi guardava e non l'ha chiamato. Non scherziamo proprio. Non ha dato niente. Schifezza proprio. Rigore netto. Vai giù, dai. Io poi voglio parlare della formazione, della scelta di Marianucci, Beuk, ma per non farlo voglio parlare di tutte queste cose qua. Però non sporchiamo una partita in questo modo. Lo vogliamo marcare a questo Salemakers, Gutierrez. Aramanto Plus, se per banca a Chiavac. Bravo De Bruyne, Maro Di Lorenzo. Che palle che c'era. Deve crescere anche Sa, se no quella catena non ha sprint. Si chiudono là dietro, ecco come lì. Eccolo anche Sa. Beh, partita difficile, molto difficile. Conte ha chiesto pazienza con i nuovi. Chissà se la riusciamo ad avere.
Dai, 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 dai. Bravo, Lobo. Bella, un po' lunga. Ce la fa? Oh, non ce la poteva? Quasi, no. Io sto cercando, ma Modric meglio di De Bruyne, bisogna dirlo. E il primo tempo molto meglio. Adesso vai. Piglia, piglia, vai. De Bruyne. Voi guardate la palla, io sto guardando a McTominay a terra che con le mani... Vedi, vedi, non riesce ad affondare il pressing McTominay. Sta in discomfort, come si dice. Ma Romeret via centrale. Mamma mia, grande Lobotka. Buono, eccolo! No! No, non ci credo! Ha la spinta pure! Dopo un anno, dopo 3 anni. Fammi capire. McTominay anch'issa, il colpo di testa qua. Solo questione se il rosso, perché la chiara... Però il rosso se dà il rigore non si dà. Così sappiamo. Ma se lo va a vedere non c'è il fuorigioco di McTominay, perché quello poteva essere un dubbio. Lo butta proprio a terra. È chiaramente gol in automatico di Lorenzo. Red card. Ma veramente io lo voglio anche... Lo voglio sentire spiegato meglio, perché... Non si dà l'espulsione, non lo so, veramente vado in difficoltà a mio sfavore, perché di solito se ti danno il rigore è giallo. Avendo io e Stupignani uno dei fantacalci è normale che succeda così, è chiaro. E De Bruyne lo fate sempre aspettare con questo pallone addosso per 5-10 minuti. Primo era a incrociare, il secondo ad allargare. Mamma mia che classe. Che poi Modric però Guaglione ha segnato, quindi andiamo. Guarda Neres, che emozioni. Boh, sai come si chiudono ancora di più? Perché a differenza come il City, ma stava 0-0 prima te. Che succede? Salamaga, mamma mia, si è fatto male veramente. Vabbè, ginocchia e ginocchia. Ha fatto una scenata vera e propria. Una sceneggiata napoletana. Bravo Lobo, prendi. Un botto che nata partita proprio straordinaria. Vai Gutierrez, provaci. Perché hai messo sul nome M Gutierrez invece di Miguel come previsto? Sta giocando molto più centralmente Gutierrez, quindi Manghis occupa il binario. De Bruyne. Ma c'è il Lobo. Gioca, c'è il Lobo. Dai Anghissà, sveglia un po'. Non ha dato l'angolo. Io sto ancora pensando al rigore del primo tempo su McTominay, Ma la partita si sviluppa e quindi non si può recriminare. Vabbè, sarebbe stato 2-2, non lo so. La tentazione di togliere un difensore per aggiungere un attaccante, perché giustamente non ti servono 2 difensori contro. Però Trasleà è stato pure Schiffi. Fallo di Modric sulla Lobotka, dai. Bravo Lobo di prima. L'aveva fatta la magia Højlund. L'aveva fatta. Luca Neres. No, anche se Marianucci, che state combinando? A Tecame no, Bravo De Bruyne. Quindi Neres immagino a sinistra per gli eventuali cross per Luca. Vai Neres, ce l'hai. Bravo. Anche se mette una bella palla a mezzo. Eccola, Luca di Lorenzo di Luca. Brutta palla, Gutierrez, ce l'hai tirato un gol a Luca. Bravo Lobo. Lang. Dai, se lo vuoi fare fallo alla scala del calcio. È entrato al 77esimo e non dico altro. Neres a destra, dai, così 10 minuti però solo 10 minuti. Fallo! E allontana il pallone. Perché la batte di Lorenzo sta punizione? Perché non la gira. Buono Neres, troppo sul portiere. Continuiamo a giocare a destra, A Lang non gli è arrivato un pallone. Fallo Leao, a morire! Neres ha la faccia di chi ci vuole provare. Elmas. No. C'è gente con la mano in faccia. Luca, fatemi vedere. Ci stanno 40 persone intorno a Leao. È una cosa bellissima. Bravo Gutierrez. 83-20. Ha già capito Luca in terra che era. Vai Lang contro Atecame. Eccolo. Elmas. Tira forte, tira prima. Gutierrez è buono. Era buono. Niente, gioca. Lang no, addosso a Magnan. Fatemi rivedere che è successo su Luca. Io ho visto un pugno. Io devo...
Bravo Juan Jesus. Dilone, alzalo il pallone, c'è Luca, alzatelo. Mannaggia. Qua Jesus, perfetto. Vai Lang, vai, ce l'hai. Bravo Marianucci. Non dirà però. Vabbè, Lobotka non è umano. Lobotka non è umano. Neres! Oh mio Dio, questo entrava. Mamma mia, Modric che hai salvato. Dai Lang. E butta il pallone ancora Leao e perde tempo e non vengono mai ammoniti. Attraversa, pigliate Neres, ma non. Bravo Neres, eccolo. Pavlovic, Gilmour. Bravo Gutierrez, vai Lang. Entra in aria così magari ti buttano a terra, vai. Lang, sveglia. No, questi stanno sempre a terra in mezzo all'aria, ma per favore. Cioè, tu hai chiamato questo fallo a Lucca e non hai chiamato il fallo che Lucca ha ricevuto, tale quale? Da Rabiot o da Pavlovic, ma veramente? Gutierrez. No, Elmas. L'arbitro che la tocca e palla loro. Neres di nuovo. Magnan. Questo è buono. E va bene. Cioè non va bene, però Cabba fa, si paga, l'inesperienza si paga e che dobbiamo portare pazienza. Per quelli che invece hanno più esperienza, c'ho meno pazienza.